Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Dai via! Siamo con Roberto Marcato, responsabile tecnico della squadra della società Sorriso e anche presidente della Bocciofila Serenissima. Allora, si chiama Sorriso la squadra ed ha ben donde di sorridere perché è campionessa d'Italia. Ma certamente sì, diciamo che l'associazione Sorriso Riviera è una ASD che ovviamente si occupa della disabilità. E questi ragazzi, alcuni di questi ragazzi, oltre che giocare a bocce, fanno anche altri sport, atletica o che altro sia, e l'associazione Sorriso comprende loro più tanti altri che fanno appunto altre discipline. E io ho preso in carico, diciamo, il compito di responsabile tecnico qualche anno fa per aiutare il tecnico precedente che purtroppo è venuto a mancare. E mi sono trovato un po' da zero a impostare un percorso che ho iniziato circa un anno fa, perché ho partecipato ad un corso di formazione per istruttore nazionale di disabili e da lì via via poi sapendo che c'era per la prima volta il campionato nazionale a squadre per i ragazzi DIR, che sarebbero i disabili intellettivi e relazionali. Altra cosa saranno i siti, quelli che sono in carrozzina, oppure quelli che sono gli standing, che sono disabili di altra natura, loro sono intellettivi. E abbiamo iscritto la squadra al campionato nazionale, non sapevamo assolutamente cosa ci saremmo trovati strada facendo. Abbiamo vinto la prima fase eliminatoria con una squadra di Trieste, e tra venerdì e domenica abbiamo svolto le finali a Roma in cui c'erano 8 squadre di tutta Italia. Non ci davano per vincenti, e invece, perché favorita era data una società, la squadra di Potenza, che noi abbiamo battuto in finale. Ma la cosa che ha emozionato, commosso tutti i presenti all'interno del centro tecnico di Roma è stata proprio come si è configurata la finale, perché come esiste in altri sport, nel calcio, quando c'è una finale uno dei due deve vincere, non ci sono allora nei tempi regolamentari eravamo 3-3 perché c'erano 6 incontri, 3 incontri per ciascuno. Siamo andati ai supplementari ed eravamo ancora 4-4. Ulteriori supplementari abbiamo, come nel calcio, il primo che segna un rigore ha vinto la partita. Noi abbiamo segnato o meglio fatto il primo centro alla boccia, Mario, che sta giocando in quel campo là, e abbiamo vinto l'incontro, il titolo, e tutto il pubblico si è commosso con le lacrime agli occhi. Quindi è stata un'emozione, una situazione difficilmente spiegabile, ecco. Ci può sintetizzare tutto quanto è stato costruito, fatto, ideato in questi giorni, questi mesi anzi? Con una parola direi impresa. Abbiamo fatto un'impresa a portare i ragazzi a giocare qui alla Serenissima, migliorarli nella qualità tecnica con la nostra strumentazione, i nostri tecnici, e poi l'impresa è arrivare a Roma come gli sconosciuti e quindi gli sfavoriti, e riuscire a vincere il primo titolo italiano, perché è la prima volta che viene fatto questo torneo nazionale, quindi è stata un'impresa per davvero. Allora, l'importanza di un evento del genere e soprattutto anche dei risultati. Ma più che risultati, già aver portato i ragazzi a partecipare è una cosa grande. Io ci credo moltissimo a quello che è lo sport delle bocce e a tutti i livelli. Mi dedico soprattutto anche alle scuole, ai ragazzi, ma soprattutto anche questa parte di persone che hanno bisogno effettivamente di svolgere un ruolo nella società e hanno dimostrato, non sono stati bravi, sono stati bravissimi. Un ringraziamento sicuramente va ai tecnici che hanno realizzato questo, e soprattutto poi anche a tutta la struttura e tutti i genitori che svolgono un ruolo
veramente grande su questo. Devo complimentarmi e ringraziare a tutti su questo. Che cosa si può fare per implementare ulteriormente questo movimento e affinché sempre più persone abbattano i pregiudizi e abbraccino questa disciplina sportiva? Beh, i là ce l'hanno dato loro, perché ci hanno fatto conoscere a livello nazionale lo sport. Quando si ha la possibilità di esprimerci e di far vedere lo sport, si ha ovviamente la possibilità di allargare sempre più il bacino di persone che possono partecipare. Perciò questo devo ringraziare proprio loro che ci danno questa possibilità di implementare ancora, e saremo attenti di andare sulle varie associazioni e di aggiungere più società a questo sport. Allora, sicuramente la squadra Sorriso ha ottenuto un risultato campione d'Italia degno di nota, ma al di là di quelle che sono le medaglie, al di là di quelle che sono le coppe, quali sono le vere vittorie? Beh, è davvero un grande risultato, perché questo, dopo tanti sacrifici, dà soddisfazione a chi ha tanto lavorato. Ma credo che il risultato grande sia con questa vittoria, credo che possiamo avvicinare persone che per tanti motivi non si avvicinano allo sport. Ecco, questi eventi, questi risultati servono anche a questo, oltre ovviamente a dare soddisfazione agli atleti in primis, e ai tecnici, alla società, cioè tutti coloro che lavorano, e sono in tanti. E a ribadire ancora una volta che la disciplina, più che il gioco delle bocce, è una disciplina inclusiva. Ovviamente, io stesso gioco, nonostante la mia tenera età, gioco a bocce, e davvero è stato un risultato questo eccezionale, anche perché l'anno scorso hanno fatto i campionati italiani a Trevi e ahimè il Veneto non era presente. Questa volta il Veneto era presente e addirittura ha vinto, quindi un risultato strepitoso che nessuno ce l'aspettava, io credo nemmeno il nostro Roberto, qui il tecnico, che ha continuato un po' il lavoro di Mario Bagatin. Io mi permetto di ricordare che anche lui, insomma, ha avuto tanta passione, ha dedicato tanto tempo a questa disciplina, a questo sport. Ecco, ripeto, queste occasioni sono anche per sensibilizzare e richiamare le persone con disabilità che ancora non hanno provato ad avvicinarsi allo sport. Se si avvicinano, sono certo che avranno soddisfazione, non solo loro ma anche le loro famiglie e i loro amici. Ecco, e tra l'altro parlavamo di inclusività prima durante l'intervista, per fare in modo che questo venga concretizzato, perché a parole sono bravi tutti ma sono i fatti che dicono come stanno le cose. Ci sarà anche la costruzione qua di un ascensore proprio per persone portatrici di disabilità motoria. Ah certo, questo è davvero un grande risultato, anche questo, che Roberto appunto il suo staff, la società che si è impegnato, perché purtroppo molti bocciodromi non sono accessibili. Ecco, qua che ci sono 4-5 gradini per scendere, hanno ben pensato, dopo tante battaglie, e lo hanno ottenuto, ecco, hanno vinto questa battaglia, e mi pare che a breve viene montato questo ascensore, e quindi sarà un'altra occasione per festeggiare e per promuovere l'attività sportiva, soprattutto paralimpica. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla